Milano. Una messa in scena architettata a puntino ma scoperta in poco tempo dai carabinieri. Protagonisti 3 giovani residenti tra Scorzè e Spinea. Il 24 settembre il minorenne dei 3 era stato recuperato da un fosso nel parco di Villa Belvedere, raccontando di essere stato aggredito. In realtà voleva vendicarsi con chi una sera in discoteca gli aveva versato nella bottiglia una sostanza che lo mandò al pronto soccorso con vomito. I suoi sospetti erano verso un ex amico di Mira, suo socio in affari nella gestione di una discoteca e rivale in amore. Lo fa contattare da un terzo ragazzo che gli chiede un incontro al parco per farsi vedere da molte persone, tra cui il custode. Il resto è facile, ma i carabinieri già dall'emissione del referto medico sospettano della versione e in poco tempo scoprono la verità. I 3 sono stati denunciati per calunnia e procurato allarme. Mestre. La polizia ferroviaria ha sventato un sistema collaudato di truffe messo in atto da un cittadino slovacco che agiva sul piazzale esterno della stazione ferroviaria. Si rivolgeva soprattutto a cittadini macedoni di ritorno in patria. Si presentava come connazionale e facendo leva su sentimenti li convinceva ad acquistare gioielli falsi per aiutare i familiari in patria, diceva. Colto sul fatto è stato denunciato. Alle sue spalle reati analoghi anche in Puglia, vittime sempre cittadini macedoni. Dolo. Hanno fatto razzia di alcolici e generi alimentari in 2 supermercati, ma i carabinieri di passaggio hanno notato dei movimenti anomali e una volta avvicinati i ladri, 2 rumeni di 52 e 59 anni, si sono messi in fuga con l'auto. Così è scattato l'inseguimento fino a Cazzago Sud, dove sono stati bloccati e arrestati per furto aggravato, uno anche per guida in stato di ebbrezza.